Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Sinistra ipocrita, se capita a te è grave, se capita a me no. L'intera campagna elettorale di Palermo è stata sporcata dalla barbarie di una sinistra che, non potendo parlare di temi amministrativi, altrimenti sarebbe stata costretta a parlare del bilancio della sua giunta e dei morti insepolti, ha deciso di martellare sull'affermazione bugiarda ed ipocrita che il centrodestra sia organicamente inquinato da presenze vicine alla criminalità mafiosa. L'ultimo alibi è stato dato da un secondo cretino candidato in una lista del centrodestra che, preso dal delirio dell'ambizione, ha chiesto i voti ad un mafioso ed è giustamente finito in carcere. I due cretini, il primo candidato in Forza Italia e il secondo in Fratelli d'Italia, erano entrambi incensurati e nulla poteva quindi risultare. I partiti portano sicuramente, come tutti, la responsabilità di scarso controllo sulla personalità dei candidati e sull'ambizione folle di alcuni di loro. Prendere le distanze ovviamente non basta, ma tutti sanno che queste storture sono dovute, giusto o sbagliato, al sistema delle preferenze. Attaccare però per questo il candidato sindaco La Galla, sul quale non vi è nessuna ombra, è pura barbarie e chi la compie ne è consapevole. Tutti sanno che questi episodi capitano in tutte le coalizioni e ad ogni campagna elettorale, che nessuna coalizione è esente. Ieri, nel fuoco della polemica, il candidato sindaco del centrodestra e un esponente nazionale di Forza Italia hanno reso noto che un candidato del PD in una circoscrizione è figlio di un boss mafioso in carcere. Il PD ha subito reso noto che il candidato in questione ha rotto da tempo con la famiglia. Noi non vogliamo entrare sulla vicenda e avremmo per tante ragioni evitato di renderla pubblica. Vorremmo soltanto però che tutti riflettessero su quello che il PD avrebbe certamente detto se quel candidato fosse stato in una lista di centrodestra. Ieri la Commissione Nazionale Antimafia ha elaborato l'elenco definitivo degli impresentabili e su Palermo ve ne sono 4, uno dei quali è autorevolissimo. Si tratta di Giuseppe Lupo, capogruppo del PD alla Regione, con processo in corso per corruzione, ma su questo il PD non dice una parola. E allora la diciamo noi: dare in pasto all'opinione pubblica e a tutta la stampa italiana 4 persone, capogruppo PD compreso, che non hanno ancora avuto una condanna definitiva, e definirli impresentabili è un ulteriore atto di barbarie del quale ci si dovrebbe vergognare. Ma se invece del capogruppo del PD in quell'elenco vi fosse stato il capogruppo di un partito del centrodestra, il PD avrebbe scelto comunque il silenzio o avrebbe avviato un altro linciaggio morale? Un ultimo caso su cui riflettere. La sinistra ha chiesto il ritiro di La Galla perché tra le sue liste a Palermo vi è la lista di Cuffaro, condannato, che ha scontato per intero la sua pena. A Paternò, terzo comune dell'isola per grandezza, la sinistra è però in coalizione con la lista e con autorevoli esponenti del partito di Cuffaro, ma se capita a loro evidentemente non è grave. La scuola siciliana riapre il 19 settembre. In Sicilia il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 19 settembre e si concluderà sabato 10 giugno 2023 per un totale di 204 giorni di scuola. Lo annuncia il neoassessore regionale all'istruzione Alessandro Aricò, che ieri ha firmato il decreto come primo atto del suo mandato. Mi sembra doveroso, oggi che è l'ultimo giorno di scuola, aggiunge l'esponente del governo Musumeci, comunicare ai presidi e alle famiglie il nuovo calendario scolastico. Nella scelta delle date abbiamo valutato la peculiarità della Sicilia e le sue condizioni climatiche. Negli ultimi anni, infatti, continua Aricò, l'anno scolastico è partito tra il 12 e il 14 settembre. Quest'anno abbiamo voluto posticipare l'inizio, visto che la Sicilia a settembre è ancora in piena stagione estiva. L'attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado sarà inoltre sospesa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 e in quelle di Pasqua dal 6 aprile 2023 all'11 aprile 2023. 120 comuni siciliani alle urne.
Elezioni comunali. Sono 120 i comuni siciliani che domani voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti solamente domenica dalle 7 alle 23. La popolazione coinvolta è di 1.710.000 abitanti. In 107 centri fino a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario, in 13 nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747. L'elettore, sia per il consiglio comunale che per quello circoscrizionale, può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì, a partire dalle 14. L'export siciliano in forte crescita. La Sicilia nei primi 3 mesi del 2022 ha avuto un incremento dell'export pari al 71,9%, il più alto in Italia, dovuto però in gran parte all'incremento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati dal petrolchimico di Siracusa. L'analisi provinciale dell'export mostra performance positive per quasi tutte le province. Tra queste è significativo il dato di Siracusa, che si piazza al 4° posto in Italia tra le prime 10 province che danno i contributi positivi più elevati. Il forte aumento dell'export della Sicilia è spiegato, come dicevamo, in particolare dall'incremento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati. Le prime 10 province che realizzano i più ampi contributi alla crescita tendenziale dell'export nazionale sono tutte, eccetto Siracusa, localizzate nel nord. Truffa di 3,5 milioni sui bonus edilizi. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere per un imprenditore modigano indagato per avere abilmente e fittiziamente creato, nonché commercializzato, oltre 3,5 milioni di euro di falsi bonus edilizi, relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal sisma bonus, in realtà mai avvenuti. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di denaro, beni e assetti societari in misura equivalente al profitto del reato. In particolare 5 persone compiacenti hanno falsamente attestato di aver ricevuto una serie di lavori di ristrutturazione edilizia per il rischio sismico su immobili che non sono mai stati nella loro disponibilità, da parte di una società riconducibile all'imprenditore modicano, formalmente operante nel settore della costruzione di edifici residenziali. Gli immobili utilizzati per l'inserimento nelle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate sono risultati di proprietà di altre persone fisiche all'oscuro di tali operazioni. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana a notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.